Conta dei danni in provincia di Belluno in seguito alla frana che ha causato 3 morti. Dichiarato lo stato di calamità che non sarà dedicato solo a San Vito, ma anche a tutti gli altri smottamenti come quelli di Peaio e Cancia. Il governatore Zaia ha sottolineato che a scatenare la frana non è stata la cementificazione. I danni ammontano a svariati milioni di euro. Per il presidente occorre ripristinare in alta quota il fronte di frana che va arginato o almeno ridotto. Intanto le operazioni di soccorso si sono concluse nella serata di ieri. La giornata è iniziata all'insegna della normalità, con un tranquillo movimento di turisti appena alterato dal passaggio di qualche mezzo di soccorso. Rispetto all'incontro avuto ieri con il ministro per l'ambiente Gianluca Galletti, Zaia ha detto di essere soddisfatto per il fatto che Galletti si è reso disponibile a finanziare opere cantierabili, prova ne sia che saremo titolati, ha detto Zaia, ad avere questi primi 150 milioni di euro di aiuti. Sono una parte del piano del governo da 1 miliardo e 300 milioni di euro varato proprio contro il dissesto idrogeologico. Che dobbiamo intervenire, come lo sto dicendo già da 5 anni, abbiamo presentato un piano da 3 miliardi di euro, questo piano peraltro per quel che ci riguarda è già operativo, abbiamo già realizzato 900 opere, grandi e piccole, però è altrettanto vero che i 3 miliardi devono essere finanziati dal governo e la natura vince sempre, però noi possiamo comunque attenuare gli effetti della natura. Soddisfatto con dell'incontro con il Ministro dell'Ambiente? Beh, diciamo che abbiamo questo nuovo stanziamento di 150 milioni di euro, è la dimostrazione che siamo stati bravi in questi 5 anni perché siamo una delle poche realtà che ha cantieri pronti da far partire.